Il numero degli spettatori della stagione 2023-2024 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia supera quello degli abitanti di Trieste. Il dato, diciamolo subito, è certamente disomogeneo, però ammettiamo anche questo, fa un certo effetto. Sono state infatti 204.282 le persone che hanno affollato la Sala Assicurazioni Generali e la Sala Bartoli del Politeama Rossetti. Se il 55% degli spettatori arriva dall'area di Trieste, della provincia di Trieste, il 45% arriva da fuori Trieste e il 15% dall'estero. Sono numeri veramente molto importanti tenendo conto dei numeri assoluti che il teatro è in grado di generare. I dati sono stati presentati non senza un'evidente soddisfazione dai vertici dello stabile. L'incasso è stato di 5.573.884 euro, poco meno di 1 milione in più rispetto al dato della scorsa stagione. L'incasso dagli abbonamenti ha segnato un incremento del 62,3% rispetto alla stagione precedente. Ancora, il bilancio 2023 si è chiuso a 11 milioni di euro di ricavi. Nel 2019, ultimo anno prima della pandemia, esso si attestava sui 6 milioni e 600.000 euro. L'età media del pubblico è scesa dai 55 anni della stagione 2018-2019 ai 43 della stagione appena conclusa. Numerosi spettacoli hanno registrato il sold out, media di occupazioni posti in crescita del 10%. Un ulteriore dato, rispetto alla stagione 2017-2018, l'incremento degli spettatori è stato del 170%. Gli spettacoli più visti, ovviamente The Phantom of the Opera, la versione in lingua italiana di Cats, La coscienza di Zeno, Six, Boomers di Marco Paolini e Tutorial degli Oblivion. La coscienza di Zeno, fra l'altro, con 6.000 spettatori, tocca il dato più alto degli ultimi 10 anni per quanto concerne uno spettacolo di prosa e guida alla grande la pattuglia di produzioni proprie dello stabile che hanno ottenuto successi più che lusinghieri anche in tournée. Il grande lavoro che stiamo facendo e vogliamo fare è un percorso di educazione al pubblico, quindi i numeri sono importanti, ma ancora più importante è la grande qualità delle nostre 20 produzioni nazionali e internazionali, il grandissimo lavoro fatto nelle scuole, con l'università qui a Trieste, e questo ci riempie di gioia perché davvero il nostro obiettivo è questo, lavorare insieme a Trieste con moltissime istituzioni del territorio per costruire un nuovo appassionato pubblico. E non finisce qui. Fra qualche settimana sarà presentato il nuovo cartellone, laddove manca davvero poco all'impegno estivo a Miramare per un teatro che di fatto il sipario non lo abbassa mai.